Ciao, questo è un video di prodotti finiti mangiarecci. Prima di tutto vi dico che sulle labbra ho un Locked, questo qui, rossetto liquido di Fenty Beauty, ed è questo fucsia che sto ultimamente con il caldo, è il trucco che uso anche per uscire, perché sugli occhi fondotinta non ce la faccio a metterlo perché sudo di viso e mi dà fastidio. Per cui questo è l'unico trucco che mi concedo, ma comunque ho il colore sia sulle ciglia, sia sulle sopracciglia che le ciglia, così un po' di trucco fisso. Cioè. Allora, passiamo a questo video. Allora, iniziamo vado a misto. Allora, ho finito questo gelato Magnum, ho preso questo, il barattolino, quello da schicciare dai lati, e ho preso questo qui al cioccolato bianco e cookies. Allora, diciamo che mi è più piaciuto dell'altro classico, perché quello classico e quello alle mandorle non mi è molto piaciuto. Poi ci sono altri gusti che non mi ispirano molto da assaggiare. Però questo diciamo che è stato gradito. Praticamente c'ha gelato, strati di cioccolato fine, mentre sotto e sopra c'è un strato di cioccolato più grosso, ed è da rompere con il cucchiaio qui sopra e da schiacciare il barattolino nei contorni per rompere il cioccolato. Comunque è stato buono. Poi ho finito il svelto antiodore con aceto e limone verde. Mi sono trovata bene con questo prodotto per lavare i piatti, mi piace il profumo che lascia, per cui penso di riacquistarlo. È di questo colore arancione ed è buono. Ora come ora, sempre di svelto, sto utilizzando quello azzurro blu, e anche quello diciamo che non è male, comunque è un buon marchio per lavare i piatti a mano. Poi ho finito della Bio Italia, ho finito questo olio al limone. Io quando condisco la verdura, non sempre, ma delle volte ci butto un cucchiaino di questi oli aromatici. Questo al limone è quello mio preferito. Io qui lo trovo al limone, al basilico e al peperoncino. Ma questo limone, perché a parte prendere l'olio, delle volte mi è successo di aggiungere delle gocce di limone nel condimento della salata. Qui c'ho già l'olio con il limone, ci dà quel gusto un po' particolare che mi piace. Poi questo invece è un olio extravergine di oliva IGP di Sicilia, di Castel di Lego, olio extravergine di oliva. Anche questo qui come olio è buono. L'unico difetto che c'ha questo olio è il tappo. È fatto così e veramente ne esce un filo, e quando si deve, se si deve condire per esempio il roast beef, che ci metto sopra un filo d'olio, allora dove è necessario un filo d'olio va anche bene, ma se si deve condire l'insalata, che si va giù un po' più pesanti, bastano più o meno quei 2 cucchiai, e delle volte se esce più velocemente è questione di abitudine, si fa più velocemente, ma questo qui ne esce veramente un filo in ogni caso, per cui l'unica cosa che è un ni, dipende dall'uso, è l'erogatore sopra. Poi passiamo a un altro prodotto dolce, il viaggiatore goloso. Ho finito i tartufi neri, sono buoni, però come li vedete qui, io di tartufi neri ne prendo di 2 marchi. Un altro marchio che adesso non mi ricordo il nome, comunque questi sono piccolini, sono metà degli altri e sono buoni, però per fare un cioccolatino secondo me ce ne vogliono 2. Poi comunque sono buoni, sono fatti così come li vedete qui nelle figure e danno dentro i pezzettini di nocciole. Passiamo ai gelati. Allora, ho finito i gelati, questi qui delle M&M's, e questo qui è il gelato, dentro ce ne sono 4, sono in stecco così,
ricoperti di cioccolato con sopra gli M&M's. Allora, sono buoni, però vi devo dire che pensavo nella copertura di sentire di più gli M&M's, invece quasi non si sentono, si sente di più il cioccolato e il gelato al cioccolato, ma questi M&M's si sentono veramente veramente poco, per cui non è che mi siano molto piaciuti a gusto mio. Un'altra scatola di gelati, questi sono ghiaccioli, ho preso dell'Algira, questo misto di ghiaccioli e vi devo dire che sono buoni, dentro ce ne sono, mi sembra due per tipo, ci sono due mini Calippo alla Coca-Cola, il Twister, beh, questo qui, il Dolomiti e l'arancia. Beh, questo l'arancia è un po' un classico, però questi, e anche questo il Calippo alla Coca-Cola, però in questi tre centrali io non li trovo dappertutto e vi devo dire che è stata una bella scoperta questa scatola di ghiaccioli. Poi della Garofalo ho finito questo pacco di pasta che dentro c'erano delle farfalle, che c'è scritto qui c'erano dentro delle farfalle. Allora, come formato di pasta mi piace, come pasta mi piace, anche se ultimamente ho iniziato ad acquistare la De Cecco. Comunque anche questa qui di Garofalo non è male, trovo un'ottima pasta, si cuoce. Per esempio queste le farfalle ci vogliono dai 13 ai 15 minuti, dipende da che cottura si vuole ottenere, comunque sono buone, sono buone. Adesso vado a prendere un sacchetto qui sotto di prodotti finiti. Allora, qui dentro ho finito la salsa cocktail, questa qui che è tipo una maionese, tipo la salsa rosa, e mi piace molto. Io non la prendo sempre perché me la devo mangiare tutta io, perché a Davide non piace, però lui preferisce la maionese, quella al tonno. Questa è un nì, però a me ogni tanto piace prenderla e vi devo dire che mi è piaciuta. Poi ho finito questo tè della Pompadour rosa di bosco, l'infuso, buono anche questo, niente da dire sui tè di Pompadour, sono buoni. Un altro marchio nuovo per me che ho preso di tè è questo qui, di questo marchio Melensna, forse questo è il marchio, e ho preso questo qui al tè alla vaniglia e melograno e vi devo dire che mi è piaciuto. Adesso volevo vedere quanti, ci sono dentro ci sono 15 bustine, per cui io preferisco sempre il tè in bustine perché lo trovo più comodo, specialmente quando è ora di gettare via, dopo aver utilizzato la bustina, per me è super comodo. E vi devo dire che mi è veramente piaciuto questo tè. Un altro prodotto che ho voluto assaggiare, ma vi devo dire che non mi è piaciuto, sono queste Rio Mare insalatissime. Le avevo viste per pubblicità, visto che è estate mi hanno incuriosito. Per non mangiare la solita insalata di riso che faccio io, ho detto, beh, le provo. Quinoa e sgombro, a me non è piaciuta, ha quel sapore quasi di conservanti che sinceramente io non le ricompro. L'ho presa, l'ho assaggiata, è andata finita con fatica, ma basta, non le riprendo più queste confezioni. Poi qui c'ho una confezione di biscotti Lego Cioccograno del Mulino Bianco. Vi devo dire che questi biscotti, che dovrebbero essere con farina integrale e cioccolato, ricche di fibre senza olio di palma, vi devo dire che questi prodotti di biscotti mi sono veramente piaciuti e infatti ne ho già un'altra confezione ripresa. Questi qui sono veramente buoni. Un'altra confezione di tè, sempre del stesso marchio che vi ho detto prima, questo qui, Lesna. Questa volta però ho preso tè al limone e anche questo qui non è male. Sa un po' di limone, ma è buono anche questo qui. Come l'altra confezione ci sono dentro 15 bustine ed è buono anche questo.
Poi altro prodotto dolce, ho finito i cremini del stesso marchio di prima di Tartufi, e anche i cremini, sempre del Viaggiator Goloso, ed anche i cremini sono buoni e sono più grandi di Tartufi come marchio che fa cioccolatini. E anche questi qui, questi cremini, buoni buoni buoni, c'hanno dentro i pezzettini di nocciole e sono veramente veramente buoni. Poi ho finito, qui si è un po' schisciata la confezione, il Kinder Bueno in gelato. Allora vi devo dire che a me piace, c'ha questo, sono piccolini, c'ha il gelato alla nocciola e questa copertura come vedete qui nella foto di cioccolato. Devo dire che non sono niente male, io li ho trovati anche buoni. Poi ho finito questi snack, il birridi di Nutella. Anche questi qui per me sono buoni come snack, hanno quel gusto di Nutella, di wafer fuori e sono buoni. Un altro snack, questo qui è quello della Milka e anche questo qui non è male, c'ha biscotto e dentro c'ha tipo, perché tenendoli in frigo e in luogo fresco questa cioccolata diventa dura ed è tipo, diventa tipo una barretta di cioccolato al suo interno. E questi qui, anche questi qui sono buoni, qui c'è scritto, nel mio caso c'è scritto che sono un prodotto nuovo e anche questi qui sono buoni come snack o come barrette anche da portare al mare se si vuole fare un piccolo snack. Quelle però migliori per me come barrette sono queste qui, le ho prese, queste della Choco Oro, novità anche queste barrette, c'è scritto biscotto ricoperto di cioccolato al latte. Questo, quello, c'è il biscotto, c'è la copertura di cioccolato e qui ci sono dei granellini che sono croccantini con del cioccolato. Vi devo dire che sono veramente ottimi, perché sono i granellini che vedete qui, c'è crema al cacao con croccanti cereali e vi devo dire che questo croccantino è quello che mi fa apprezzare questo tipo di snack. Vi devo dire che mi piace molto, infatti di questo ne ho prese un'altra confezione che l'ho messa nella dispensa. Un altro prodottino che c'è qui dentro sono i classici tronchi. Questi qui li prendo, li riprendo, vanno mangiati, sono buoni anche questi, diciamo, hanno quel sapore di nocciola che non sono niente male, croccante wafer ripieno alla nocciola e non è niente male come prodottino neanche questo. Ok, per questo video io vi saluto qui e ci vediamo la prossima volta con altri prodotti finiti, ciao, o con altri video, adesso vedo cosa registro la prossima volta, ciao!